Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Ciao a tutti amici di Mattoscacco, ben ritrovati. Siamo già al secondo turno di queste fantastiche Olimpiadi iniziate ieri in India e la partita che vi propongo quest'oggi è stata giocata dal grande maestro Liviu Nisipainu contro il suo avversario, un giovane maestro internazionale finlandese. L'incontro di cui stiamo parlando è Germania contro Finlandia. Liviu Nisipainu qualche anno fa ha cambiato federazione, trasferitosi in Germania, gioca appunto per la squadra tedesca. La partita inizia D4 cavallo F6, C4 E6, dopodiché cavallo C3 e quindi alfiere B4 per il nero. Siamo nel pieno dell'apertura nimzoniana, variante principale. Vediamo un po' qual è stata la scelta del bianco, che ha deciso di giocare con un sistema tattico tagliente quale E3. Dopo E3 arrocco corto e alfiere D3 per impostare con molte probabilità il cavallo bianco in E2 oppure in alcuni casi svilupparlo in F3. Diciamo che con questa sequenza di mosse il bianco è molto elastico, non vuole ancora far capire cosa vorrà giocare contro il suo avversario, che risponde con D5. Adesso c'è un cambio di apertura, perché mentre prima all'inizio stavamo giocando una nimzondiana, il cui seguito più frequente con molta probabilità è quello di giocare B6 alfiere B7 per avere un controllo e una presenza abbastanza forte sulle case bianche, oppure con C5 cercando di interrogare il centro. Quando giochiamo D5 siamo tornati verso territori più battuti, quali l'ortodossa. In alcuni casi, se il nero decidesse di giocare C6, siamo senz'altro nella difesa slava. E cosa fa la differenza? Vedere un po' la posizione di quest'alfiere, che chiaramente in uno schema del genere in B4 è molto forte, ma con C6 potrebbe star meglio in D6 o in E7. Cavallo F3 per il bianco, pedone per C4, alfiere per C4, C5 e adesso siamo di nuovo abbiamo cambiato apertura, abbiamo iniziato come nimzondiana, adesso ci ritroviamo in un gambetto di donna accettato, dove il nero con facilità riesce a creare, qualora voglia, un pedone isolato al bianco. Arrocco corto per il bianco, cavallo C6 e a questo punto A3 sulla scacchiera. Il bianco non si tira indietro, il bianco non ha alcun timore della cattura in C3, anche perché il nero stesso era disposto a giocare questa mossa parecchie mosse fa, e quindi giocare uno schema del genere in cui questo tridente di pedoni ovviamente darebbe una posizione molto solida. Come proseguire in questo modo, dato che l'unico pezzo che stona, l'unico pezzo che soffre un po' la presenza di tanti pedoni su casa nera è quest'alfiere, vuol dire che a quest'alfiere bisognerà dare delle diagonali. E allora il bianco potrebbe quindi procedere con A4 per poi riattivare l'alfiere sulla diagonale A3 F8, oppure in alcuni casi pianificare la spinta del pedone in E4 e dunque riciclare l'alfiere in F4 o G5. L'importante è che anche quest'alfiere abbia un ruolo. Sarebbe probabilmente inaccettabile e anche visivamente brutta posizionare un alfiere in B2, perché un alfiere in B2 svolgerebbe né più né meno che il ruolo di un pedone un po' più grande, che chiaramente lì in B2 servirà a poco. Dopo A3 da parte del bianco, il nero ha deciso di giocare alfiere A5, quindi alfiere D3 riportando i pezzi indietro per prepararsi nel cercare di coordinare i suoi pezzi verso il lato di re. Qualcuno dirà: ok, occhio, erroraccio, perché dopo alfiere D3 potrei catturare D4, il bianco riprende, il nero riprende e il nero ne esce dopo tutti i cambi con un pedone in più. Però attenzione, questo è un pedone avvelenato perché indirettamente difeso dalla donna. A questo punto semplicemente alfiere per H7, tipico tema tattico per difendere pedoni centrali da lontano, e la posizione sarebbe assolutamente terminata, assolutamente finita, vinta per il bianco. Dopo alfiere D3 il nero decide di giocare H6 per evitare idee tattiche in cui il bianco scatena la sua coordinazione di pezzi sulle case chiare contro il pedone H7, e quindi H6 lo limita un po'. Tra l'altro un pedone in H6 evita anche possibili fastidiosi salti in G5. H3 per il bianco, mossa di attesa, dunque torre 8. Torre 8 è una mossa
particolare, una mossa che stona un po' probabilmente con questa posizione, perché se il mio avversario mi giocasse torre 8, io intuisco che voglia spingere in E5. La spinta in E5 in alcuni casi sarà una buona mossa, però probabilmente in questa posizione non è per niente una buona mossa. E vediamo come la bravura del giocatore rumeno naturalizzato tedesco, quindi del bianco, sia riuscita, il bianco qui riesce a confutare questa mossa di torre 8. La partita prosegue, 12ª mossa, cattura un C5, alfiere per C3, altrimenti il bianco silenziosamente gioca B4, difenderà i suoi 3 pedoni a vicenda e quindi avrà un piccolo vantaggio. Alfiere per C3 rovina la struttura pedonale, dopodiché donna 5, fissando e attaccando le due debolezze. Uno dei due pedoni verrà catturato successivamente. Donna C2 sulla scacchiera, donna per C5 e a questo punto A4. Vi ricordate qualche minuto fa, qualche istante fa, dicevo quanto sia importante valorizzare questo alfiere di case scure, quindi questo alfiere con molta probabilità farà questo percorso, altrimenti su quest'altra diagonale. Cavallo A5 per il nero, alfiere A3, tempo sulla donna avversaria e a questo punto donna C7 e torre D1. Vediamo un po' cosa è accaduto, cosa si sta creando in questa posizione. L'alfiere in A3 è sicuramente il miglior controllore delle case nere, anche perché è l'unico all'interno della scacchiera. Dopodiché potremmo dire che l'unico problema del nero sia senz'altro questo alfiere in C8, che con molta probabilità verrà sviluppato su questa diagonale. Il nero ha deciso di giocare cavallo C4, puntando alla cattura di questo alfiere, o comunque bloccando quel pedone arretrato, così come la strategia vuole. E ogni volta che giochiamo contro un pedone isolato, il modo più semplice è bloccarlo, portare fisicamente un pezzo leggero lì davanti a lui e poi coordinare i pezzi per catturarlo. Dopo cavallo C4, seguita alfiere per C4, donna per C4 e torre D4, guadagnando un tempo scacciando la donna rivale dal centro della scacchiera. La donna va in A6, cavallo E5. A questo punto B6 è il momento di riorganizzare i propri pezzi e cercare di sviluppare. Però guardiamo quanto possa essere utile B6 dal punto di vista del nero, ma anche dal punto di vista del bianco, perché portare un alfiere in B7 vorrebbe dire condannare, vincolare la donna nera lì al bordo della scacchiera. Torre D1 sulla scacchiera, torre D1 giocata, e dopo alfiere B7 il giocatore tedesco, o comunque il giocatore rumeno naturalizzato tedesco, famosissimo per il suo gioco dinamico tattico, partorisce, concepisce questa mossa fantastica. Sacrificio di cavallo in F7. Al nero non resta altro che accettare la sfida, altrimenti sarebbe un pedone della Rocco perso, in una situazione dove subirà sicuramente un po' di iniziativa. Se non catturiamo quel cavallo da nero, seguirà donna G6 e perderemo molto di più. Re per F7, sacrificio di torre, quindi il parziale dice che se non diamo matto il nero ha una torre di vantaggio, quindi una posizione vinta. Torre e scacco per il bianco, il re si deve spostare, re F6 e a questo punto donna H7. Guardate che simpatica questa posizione, perché la minaccia di matto esiste, è concreta con donna per G7 e la posizione è simpatica, divertente, perché non ci sono scacchi, non ci sono intermedie per il nero non è in grado di deviare i pezzi bianchi e quindi la priorità ce l'ha la difesa del punto G7. Torre G8 è l'unico modo per difendere e alfiere 7 scacco. Adesso se il re guerriero, diciamo, decidesse di andare verso il centro per cercare una via di fuga, purtroppo per lui il suo percorso viene arrestato dalla spinta di pedone con F4 scacco matto. E allora, dopo alfiere 7, il re torna indietro, l'alfiere si sposta a scacco di scoperta e dopodiché segue re F8. A questo punto il dilemma è cercare di trovare un modo concreto per dar matto ed effettivamente questo modo esiste. Donna G6 minaccia scacco matto. Questa mossa con donna F7 si vede, si intuisce, quindi il matto è realmente imparabile, ma l'altro matto altrettanto bello è quello con alfiere 7. Il giovane finlandese con il nero giocò quindi donna per A4, probabilmente per dare all'avversario la possibilità di dare scacco matto e concludere questa posizione, questa partita nel migliore dei modi. Ed effettivamente alfiere 7 conclude la partita. Partita spettacolare e veramente bella da parte del bianco. Rivediamola subito: D4, cavallo F6, C4 e 6
dunque apertura newzoniana, variante con E3 che poi si trasforma in tutt'altro, in una variante in cui il nero rientra nel gambetto di donna accettato. Gambetto di donna accettato dove è molto facile isolare il pedone centrale del bianco, cosa che poi effettivamente si potrebbe verificare, ma questo torre 8 con l'idea di giocare 5 ha dato al bianco l'idea di giocare in modo molto creativo. La presa in C5 è molto bella, dopo alfiere per C3, pedone per C3, donna 5 vuole pareggiare il materiale all'interno della scacchiera, donna C2, donna per C5 e come dicevo prima l'unico vantaggio del bianco è la coppia degli alfieri, in particolar modo questo alfiere di case nere che deve sicuramente trovare una miglior collocazione. Così avviene in partita torre di 1, cavallo C4, cambio dell'alfiere sul cavallo, e questa è una mossa che personalmente mi ha sorpreso parecchio, per investire tutta la strategia e tutte le considerazioni tattiche sulle case nere. Alfiere B7, mossa naturale di sviluppo che abbiamo visto viene punita da questo sacrificio spettacolare. In caso di re G8 la partita si conclude all'istante con donna G6 e minaccia di matto in G7. Quindi cavallo per D7, torre per D7, il re si sposta e adesso non resta altro che portare i pezzi in coordinazione per dare matto. Scacco di scoperta, il re è andato in F8, dopo donna G6, donna per A4 e alfiere 7. È il miglior modo più divertente e spettacolare per concludere questo attacco fantastico. Spero che questa partita vi sia piaciuta, che abbiate trovato tanti spunti utili su come condurre un attacco. A me è piaciuta tantissimo. L'invito è quello di seguire i social di Mattoscacco e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!